Mestre per dire basta ai tagli della sanità pubblica. Governo e Regione sotto accusa, il diritto a curarsi è in serio pericolo, è la denuncia. Nuova rissa tra bengalesi nel quadrante di via Piave a Mestre. I cittadini sono terrorizzati, la comunità condanna le violenze e spinge per l'integrazione. Domenica Mira si fermerà per ricordare la tragica scomparsa del suo concittadino Mattia Dittadi, morto ieri cadendo dal tetto del Teatro Mamo di Mestre, e di tutte le vittime di incidenti sul lavoro. In controlli pasquali della Guardia di Finanza e Polizia Locale in Laguna e Terraferma hanno portato a scoprire 7 B&B abusivi, scoperte violazioni anche in materia di lavoro nero. A Chioggia i residenti di Via della Fossetta arrabbiati perché resteranno isolati per lavori di Veritas. Se il comune non trova una soluzione siamo pronti a bloccare tutto. Inaugurata questa mattina a Mogliano la nuova pista ciclopedonale che collega il centro della città con la frazione di Marocco, taglio del nastro anche a Silè e Ponte di Piave. Il cielo di Jesolo si tinge di 1000 colori con il Festival Internazionale degli Aquiloni, 3 giornate di festa da vivere in spiaggia tra acrobazie in volo e laboratori di ogni genere. Il telegiornale di Venezia parte con la protesta per salvare la sanità pubblica. Buonasera, ben ritrovati, andiamo a Mestre con le immagini e le interviste che abbiamo raccolto. Questa è da novembre che aspetta una visita, prima visita dermatologica a Nevi. Ancora non macchia mai, neanche messa in lista. Una vergogna. Sono andata a protestare, ho fatto richiesta, vai un giorno sì, un giorno no. Sempre così. Lunghe liste d'attesa, carenza di medici, tagli alla sanità. In tantissimi provenienti da varie province del Veneto hanno manifestato per le vie di Mestre con partenza dalla stazione e arrivo in piazza Ferretto. La salute non è un lusso, è un diritto indiscusso. Decine di associazioni e comitati hanno deciso di essere qui oggi a Mestre per partecipare alla manifestazione in favore della sanità pubblica contro la privatizzazione. La sanità pubblica sta allo sfascio. Noi vogliamo ancora mobilitarci perché per noi tutelare, difendere la sanità pubblica è soprattutto un diritto costituzionale. Abbiamo una crisi che interessa l'assistenza sanitaria a tutto tondo, dall'ospedale al territorio all'integrazione sociosanitaria. Anche il Partito Democratico ha voluto prendere parte alla manifestazione. Una battaglia da mettere al centro dell'agenda politica. E visto i tagli che sta facendo questo governo, visto i definanziamenti che ci sono e vista la necessità per i cittadini di avere servizi efficienti e puntuali. Oggi purtroppo chi deve curarsi è costretto a aspettare liste di attesa lunghissime, per non dire infinite, oppure a scegliere di pagare per curarsi, e questo è sostanzialmente inaccettabile. È una conquista che le nostre madri, i nostri padri hanno conquistato e noi dobbiamo difenderla a tutti i costi, perché non possiamo andare verso il modello americano. Questo governo sta togliendo i fondi alla sanità e noi dobbiamo protestare con tutte le nostre forze perché è una risorsa importantissima per la democrazia di questo Paese. Difesa della sanità che va di pari passo con la salubrità del territorio. Crescere, come sappiamo purtroppo, in territori altamente inquinati è qualcosa che va a minare alla base la salute di tutti e tutte, e già in un territorio inquinato pensiamo che sia folle costruire nuovi impianti inquinanti, e questo per noi è anche difendere la salute pubblica. Se vogliamo dignità, investiamo in sanità! Siamo a raccontarvi della comunità bengalese. La comunità non è questa, e a dirlo è uno dei referenti, Prince Awalder, all'indomani dell'ennesima rissa sfociata nel sangue. Guardate. Dopo la sera di Pasquetta e quella seguente in via Poerio a Mestre, giovedì c'è stata l'ennesima rissa tra bengalesi finita nel sangue, questa volta in via Montenero a 2 passi da via Piave. 2 gruppi armati di catene di biciclette e mattoni staccati dai marciapiedi si sono affrontati. All'origine ci sarebbe un regolamento di conti tra famiglie provenienti dallo stesso territorio e da cui uno dei referenti della comunità bengalese a Mestre, che si è sempre contraddistinta per la sua volontà di integrazione, prende le distanze. Quello che sta succedendo non fa riferimento a tutta la comunità, ma bensì una piccola città che c'è in Bangladesh che si chiama Abdullahpur. E praticamente questa situazione è venuta fuori dopo che
per un'associazione, due gruppi di una città che sono all'incirca 400-500 persone di questa città che vivono a Mestre. Queste persone hanno litigato tra di loro, io vedevo da settimane che stavano facendo riunioni per trovare una soluzione, finché è successo un episodio che uno ha aggredito a un ragazzo, e da là è venuto fuori tutta questa situazione di divisione di due gruppi all'interno di una città piccola. La comunità bengalese non è questa, la comunità bengalese è ben altro, la comunità bengalese è composta da lavoratori, imprenditori per bene. Ecco perché Aulader si augura che la situazione si stabilizzi quanto prima. Noi chiediamo alle forze dell'ordine, che hanno già individuato alcuni soggetti che hanno partecipato a queste aggressioni, a queste risse, che individuano il resto degli individui e che li mettono di fronte all'autorità. Purtroppo c'è una mancanza di conoscenza della buona convivenza e del rispetto delle leggi. Ci sono alcuni ragazzi che sono arrivati da poco in Italia e purtroppo non sanno nemmeno dove sono, e quindi noi come Giovani per l'Umanità o altre associazioni cercheremo di fargli capire la buona convivenza. Mira piange la scomparsa di Mattia Dittadi, morto in un incidente sul lavoro al Teatro Mavo di Mestre domani a Uriago. Tutta la comunità si fermerà per ricordare tutte le vittime sul lavoro. Domenica Mira si fermerà per ricordare la tragica scomparsa del suo concittadino Mattia Dittadi, morto cadendo dal tetto del Teatro Mavo di Mestre, e di tutte le vittime di incidenti sul lavoro. Alle 17, mentre suoneranno all'unisono le campane delle chiese di Oriago, di San Pietro e di Santa Maria Maddalena, tutte le attività di Oriago in Fiore si fermeranno per un minuto di silenzio. Un minuto di silenzio verrà osservato anche durante la tradizionale cerimonia di apertura alle 11. Un'iniziativa di sensibilizzazione sul tema delle morti sul posto di lavoro attivata dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco e con l'associazione Amici di Andrea, una realtà associativa nata ad Oriago proprio in seguito alla prematura scomparsa di Andrea Dalan, un altro giovane morto in un incidente sul posto di lavoro. Mattia Dittadi è scomparso a 45 anni, lasciando la compagna e un figlio di appena 2 anni. La comunità di Oriago è molto scossa, ha detto il sindaco di Mira Marco Dori, e il flash mob e il minuto di silenzio possono essere un modo per sensibilizzare tutta la comunità sul tema delle morti bianche, una tragedia nella tragedia che invita tutti, in primis le istituzioni, a dare il proprio contributo affinché la sicurezza sia elemento imprescindibile sul posto di lavoro. I controlli pasquali della Guardia di Finanza insieme alla polizia locale hanno evidenziato diverse irregolarità tra le locazioni. 7 erano totalmente abusive sul fronte delle norme regionali, dell'imposta di soggiorno e sotto il profilo fiscale, sanzioni amministrative per 42.000 euro. Inoltre, fa sapere la Guardia di Finanza, sono state sanzionate altre 16 strutture ricettive per la mancata esposizione delle targhette recanti l'indicazione locazione turistica, della classe assegnata, del codice di identificazione della struttura e per non aver esposto al pubblico i prezzi dei servizi offerti. Venezia è malata nel 2044, rischia di morire definitivamente. Per denunciarlo, alcuni aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione hanno compiuto un'azione di disobbedienza civile non violenta alle gallerie dell'Accademia di Venezia. Davanti al dipinto, guardate le immagini di Francesco Guardi, bacino di San Marco con isola di San Giorgio la Giudecca, con un filo trasparente hanno sospeso un cartello con scritto 2044, poi si sono seduti srotolando lo striscione con scritto Fondo Riparazione. Alle 16:30 sono arrivate le forze dell'ordine che hanno trascinato fuori le persone. E ora con le immagini siamo a Chioggia, via della Fossetta, residenti arrabbiati contro il primo cittadino per i lavori di Veritas. Vediamo. Dall'8 al 12 aprile, 5 giorni, non sarà possibile passare, sarà chiuso al traffico e il transito non sarà permesso neanche a pedoni, cicli e veicoli. Alcuni giorni fa i residenti di via della Fossetta a Chioggia si sono svegliati con questa comunicazione. La strada che conduce al quartiere, già penalizzato dalla chiusura del ponte che dura ormai da anni, verrà chiusa per alcuni giorni creando non pochi disagi e loro non ci stanno. La gente deve passare. La gente deve passare anche perché c'è disabili, c'è gente che ha dialisi, c'è gente che lavora, c'è gente che scarica, c'è gente che ha i supermercati. Non so come che fanno a chiudere il posto, ecco. Il posto è già degradato, perché è un posto degradato già da anni. E i giovani che nascono qua dentro non si può dare nemmeno un futuro, perché ormai, te lo dico in dialetto chioggioto, questa è la fonte dell'isola dei Ludri.
che mi sono nato l'isola di Udri, però per me è l'isola che non c'è, punto. Immediato l'intervento del consigliere PD Montanariello, che ha cercato di attivarsi per trovare una soluzione alternativa che non metta in difficoltà i residenti, dalle mamme agli anziani fino a casi più estremi come ad esempio chi deve spostarsi per sottoporsi a dialisi. Io ho recuperato l'ordinanza 219, se non erro, del 2020, quando era previsto, a differenza di quello che mi ha detto Veritas a oggi, che il passaggio non era garantito solamente ai mezzi di soccorso e di polizia, ma anche ai frontisti in caso di necessità o urgenza. L'amministrazione, scusandosi per il disagio ma evidenziando la necessità di tale provvedimento, ha fatto sapere tramite l'assessore ai lavori pubblici Mancin che si potranno parcheggiare le auto vicino alla fermata dei bus di via Fossetta, nei pressi della statua che raffigura un cavallo. Ma, dicono ancora i residenti, è già così e una soluzione ci sarebbe. Questa sarebbe la nostra soluzione, aprire un cancello della Ford, diciamo, e questa sarebbe l'unica soluzione per evitare questi disagi. Basta che il comune vada alla Ford per comunicare un attimo il disagio e si mettono d'accordo. Tutto è partito dal ponte, ma non è l'unico problema e i residenti sono pronti a salire sulle barricate. O ci sistemano oppure facciamo anche noi la nostra rivoluzione. Io faccio un appello pubblico al sindaco. Sindaco, intervieni, ho provato a cercarvi tutti, non risponde nessuno, intervieni, diamo una risposta a questi cittadini. Se questi cittadini resteranno appiedati e decideranno di manifestare, lo dico senza populismo, io sarò qui con loro perché vi stiamo avvisando una settimana prima. Politica. Sara Moretto ufficializza la propria candidatura a sindaco di Portogruaro, a sostenerla un movimento trasversale che unisce destra e sinistra. Si deve dare una vivacità al mondo immobiliare, dare alle persone la possibilità di vivere a Portogruaro trovando casa, lavoro e servizi. Questo è il nostro obiettivo. Sara Moretto presenta ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Portogruaro. Ha iniziato la carriera politica venendo eletta come consigliere comunale nel 2004. È stata eletta deputata per 2 legislature consecutive. Nel 2019 ha aderito ad Italia Viva. Portogruaro è una città dove non si vive male, ma i cui numeri, stanno definendo un certo declino. Ho accennato nella mia presentazione ad un calo demografico irreversibile che va assolutamente fermato, a numeri evidenti di giovani che se ne vanno da Portogruaro, c'è un numero significativo di abitazioni sfitte, quindi di case che non sono vissute. Questi sono tutti segni di una città che altrimenti va a morire. Questo trend deve essere assolutamente interrotto, deve essere cambiato. Quello che sostiene la candidatura a sindaco di Sara Moretto è presentato come un progetto alternativo alle coalizioni di destra e di sinistra, ma piuttosto che di centro preferisce definirsi un movimento trasversale, civico, moderato nei toni ma determinato negli obiettivi. Quando si parla di politica, purtroppo anche quella amministrativa, spesso nel viso delle persone si vede proprio la sfiducia, l'amarezza, la disaffezione. Noi puntiamo anche a quelle persone dicendo che questa volta c'è la possibilità di scegliere una proposta diversa che guarda assolutamente solo agli interessi della città e che avrà il coraggio di fare scelte diverse che riguarderanno sia la vita quotidiana, cioè i problemi che ogni persona vede quando esce dalla porta di casa, sia le grandi visioni per tutto il territorio anche mandamentali. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG di Venezia, buonasera, ripartiamo dal porto di Pozzallo, dove questa mattina è stato notificato il provvedimento di fermo amministrativo alla nave della ONG Mediterranean Saving Humans, che era approdata venerdì pomeriggio al porto, facendo sbarcare i 56 migranti soccorsi in mare. Altri 20 giorni di stop amministrativo per la nave Mare Ionio della ONG Mediterranea Saving Humans, colpita per la seconda volta dal decreto Piantedosi. Questa mattina il provvedimento è stato notificato al comandante della nave della Capitaneria di Pozzallo. Gli attivisti della missione promettono battaglia, come annuncia l'armatore della nave, il mestrino Luca Casarini. È gravissimo che il governo italiano colpisca in termini di rappresaglia la Mare Ionio, una nave del soccorso civile, ed è gravissimo che lo faccia in presenza di un'azione criminale documentata da parte di miliziani libici che hanno aperto il fuoco contro naufraghi e soccorritori. Agiremo in ogni sede
quelle legali ma anche quelle politiche e sociali, perché si interrompa questa complicità da parte di governi europei nei confronti di bande armate. Gli attivisti, che avevano appena salvato 56 vite nel Mediterraneo, definiscono come false le ricostruzioni della Guardia Costiera libica. Beppe Caccia rincara la dose. Siamo colpiti con una sanzione fino a 10.000 euro e con 20 giorni di fermo amministrativo della nostra nave, la Mare Ionio. 20 giorni di fermo amministrativo significano 20 giorni ferma per una nave di soccorso che invece potrebbe operare nel Mediterraneo, come la Mare Ionio ha fatto nelle ultime settimane, portando in salvo decine e decine di vite umane. Waterfront e i rapporti tra le autorità di sistema portuale e le associazioni cittadine sono sempre più tesi. Vediamo. Nell'ambito della progettazione per la riqualificazione del Waterfront, l'autorità di sistema portuale di Venezia ha promosso un'indagine per capire le esigenze e le richieste dei cittadini in merito al futuro di queste aree. Ne è emerso che il 68% sostiene che l'area possa andare oltre il turismo, ma il comitato Waterfront ha da ridire in merito ad alcuni aspetti. Come comitato Waterfront siamo perplessi. Sono state infatti dette delle cose non perfettamente corrette, nel senso che ci hanno accusato di dire tutte balle quando abbiamo detto che sarà tolto il mercato rionale e quando doveva essere tolta la fermata ACTV di Santa Marta. Ebbene, invitiamo tutti a leggere il documento preliminare di progettazione e dirci dove sarebbe allocato il mercato rionale e dove soprattutto sarebbe confermata la fermata di Santa Marta. Tuttavia prendiamo atto che il Presidente ci ha detto che il mercato rionale e la fermata saranno confermati e quindi questo ci lascia tranquilli. Ci hanno anche detto che non sarebbe corretta la circostanza per cui il questionario è stato pilotato. Noi ci siamo semplicemente limitati a dire che un questionario con delle crocette, una sorta di quiz a crocette, non è il metodo più idoneo per coinvolgere la cittadinanza. Secondo il comitato, il progetto sarebbe poco attento alle richieste reali dei cittadini. Per questo ha deciso di organizzare una petizione e chiedere l'intervento del comune. Servirà a chiarirci tutta una serie di interrogativi. Vogliamo infatti sapere quale sia la distribuzione delle competenze tra autorità portuale ed amministrazione comunale. Vogliamo sapere se il progetto sia veramente condiviso ed in che termini lo sia. Vogliamo sapere se tutti gli alloggi attualmente in disuso a Santa Marta saranno effettivamente dati come alloggi a residenti e studenti. Vogliamo sapere soprattutto se i posti auto attualmente in utilizzo ai residenti e ai non residenti saranno confermati. Se all'inizio, dice il Presidente, l'autorità portuale si era dimostrata aperta, mano a mano i rapporti si sarebbero incrinati, ma il comitato non molla. Non molleremo mai. Noi siamo per la tutela della residenzialità e per la salvaguardia di Venezia. La nuova pista ciclabile che collega Mogliano a Marocco, oggi il taglio del nastro. È un'opera importantissima che mette in sicurezza il terraglio e riqualifica il terraglio. 127 nuovi platani, 56 lampioni e una pista per pedoni e ciclisti separata dalla corsia stradale. 2 chilometri e 200 metri di tracciato, 5 mesi di lavori, 2.400.000 euro di spesa finanziati dal PNRR. È finalmente percorribile la pista ciclopedonale che lungo il terraglio collega il centro di Mogliano alla frazione di Marocco, dove si collega alla gemella realizzata dal Comune di Venezia. Un'opera molto attesa che serve per mettere in sicurezza i ciclisti, ma anche a valorizzare la storica via napoleonica, simbolo di Mogliano. Questa strada torna a essere quello che era una volta un tempo, un boulevard bellissimo. Anche una volta, lo ricordo, era diviso da dei paracarri, cioè i pedoni ciclisti erano divisi rispetto ai carri e alle auto da dei paracarri. Adesso abbiamo questa cordonata, questa pista ciclabile, insomma ciclopedonale separata e in sicurezza. E proprio l'aspetto sicurezza per l'utenza debole della strada è l'aspetto maggiormente apprezzato dai cittadini moglianesi e mestrini. Qualcuno dice hanno stretto la strada. Bene, così non sorpassano più se hanno poco spazio. Non possiamo che rallegrarci di questa politica sulla sostenibilità. Che va da Marocco a Mestre è abbastanza utilizzata, per cui adesso credo che aumenterà il numero di ciclisti, lo spero anche, dai. Credo che sia una cosa che si aspettava da anni, ma soprattutto per quelli di Marocco
che almeno chi riesce ad andare in bicicletta può andare su e giù tranquillamente. Vado spesso in bicicletta, anche a lavoro. Ci arrivo in bicicletta sempre, uso per 3/4 dell'anno, vado pedalando e non in macchina. Ne abbiamo bisogno per tutti quanti, perché la bici è uno strumento importante e nel caso della disabilità motoria o un'eurodiversità è anche uno strumento di inclusione e di incentivo alle autonomie. Il grosso del percorso è sul lato ovest del Terraglio, lato dove è stato messo in sicurezza per i pedoni anche il tratto di strada verso il centro di Mogliano, con un percorso pedonale e 3 attraversamenti. Ho visto proprio adesso venendo anche delle persone di una certa età che sicuramente prima in bicicletta non avrebbero percorso il Terraglio, quindi l'abbiamo messo in sicurezza e abbiamo dato spazio allo sport anche. Allora, in chiusura siamo a Jesolo che si tinge di 1000 colori. Per 3 giorni la città diventa capitale mondiale dell'aquilonismo da vivere in spiaggia, tra aquiloni spettacolari, acrobazie in volo, laboratori per costruire il proprio aquilone e poi la mostra dei cervi volanti. Dunque davvero, se avete intenzione, non perdete questo bel appuntamento con i colori e con gli aquiloni. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. L'anticiclone comanda il tempo su tutto il nostro paese, sarà dunque asciutto e stabile. Vediamo in dettaglio di domenica 7 aprile. Sul Veneto ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o velato. Non sono escluse tuttavia locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Le temperature saranno in ulteriore aumento, minime tra 10 e 11 gradi, massime fino a 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche qui tanto sole con cielo sereno o poco nuvoloso e con venti a regime di brezza. Non sono attese piogge. Temperature minime sui 9-13 gradi, massime intorno ai 19-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. La situazione non cambia di molto, sarà infatti decisamente soleggiato con cielo limpido, solo con locali velature. Temperature minime sui 10 gradi, massime intorno ai 27. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.